Backstage Ciano e Maturlani con Tobia dei Ciano e Maturlani e Ciano dei Ciano e Maturlani. Mi sono scorticato. Ma il nome, la domanda che tutti si pongono, il nome del duo proviene da Tobia o da Ciano? Proviene da un nostro ex titolare il quale ci insegnò questa parola maturlano che a noi era sconosciuta. E gli abbiamo chiesto cosa vuol dire maturlano, e ha detto ti sei maturlano. E allora io capivo che vuol dire essere semi. Ho capito. Beh, dopo questo concerto che ha intrattenuto tutti i nostri amici della Magica Festa del 27, che è costata la tradizionale si aggiunge al trio un grande amico di Ciano e Maturlani, lui è stato il nostro ispiratore, Marco Geo Lynch. Marco Geo Lynch, che tra l'altro qui siete pubblicati su Alto di Gamma naturalmente, da domani così facciamo. Posso fare una promozione per i ragazzi, il prezzo del biglietto vale tutto lo spettacolo. E pensate che è gratis, qual è lo stile? Vieni con la macchinetta fotografica non per farvi una foto ma per metterla via. È un grande, lui l'ha capito tutta la vita, neanche una foto digitale non spende. No, gli ha finito da suonare, lui mi ha detto X soldi, X foto, X spettacolo, finiti i soldi, finito amore, pagane. Beh, insomma, dai, ci mettiamo d'accordo, è sempre tempo, valuto anche permute. Ho capito. Se posso prendere le parti dell'intervistatore, ma da dove nascono le vostre storie? Tratte tutte da storie molto vere. E quello è il dramma. Che vita che hai fatto. Questo può farti capire lo stato d'animo con cui noi. Questo vi è il simbolo, capito? La vostra musica ispiratrice. No, questo è Santa Havana. Questo è il pacemaker. No, questo è lo sponsor. È un discorso è la casualità questa. Che ha voluto indossarsi questa maglietta. Quello che volevo dirti è che sono tutte storie vere. Il problema è che come si viene con la 500 care innamoretti di ma lui è Red Ronnie. Guardatelo. Comunque un ringraziamento, adesso parlo amico la Z, un ringraziamento a Sgarz per la tradizionale festa del 27 di agosto, la seconda tradizionale festa che si sta anche venendo le mie del 27 non le mie sabato domenica o venerdì, faremo la festa del 2 di settembre, sì, esatto, quando sarà, però lo ringraziamo e per averci dato questa opportunità di esibirci in questo grande palco con tutta questa gente a seguito che e ricordate sempre happiness. Hai fatto anche fotoromanzo del film. Allora, L'Oppa alla Live Vecchio è un ballo nato dall'esigenza dei Ciano e Maturlani di trovare una danza. Sì. Siamo in onda? Sì. Dicevo appunto che l'Oppa alla Live Vecchio nasce dall'esigenza dei Ciano e Maturlani di trovare un ballo dell'estate che potesse coinvolgere diciamo una danza a kuduro però maturlana. Non ho mai visto la danza a kuduro perché il movimento dell'estate 2011 è Ostia Beach. Perfetto. La sabbia brucia. Ostia nel teso. Ostia. Come una vascina. Ecco, esattamente. Ora faremo un piccolo briefing e arriveremo con il ballo dell'estate 2011. Attendeteci su questa rete. No, perché perdo il tempo. Allora, ok, buonanotte. Ora una nuova versione di Oppa alla Live Vecchio featuring Marco Geo Lynch dagli Alto di Gamma. Scusa che la cago. È la versione 27 agosto. Pronti? 1, 2, 3, 4. E oppa là il vecchio, e oppa là il vecchio, e oppa là il vecchio, il vecchio. Beh, mi pare che la sia venuta bene. Da fuoco.